Salute a tutti! Per aprire una playlist sulla millenaria cultura sarda inizieremo a parlare dei giorni e dei mesi. Il calendario romano o sardo antico era lunisolare, vale a dire teneva conto sia del ciclo lunare sia della rotazione della Terra intorno al Sole. Poiché l'anno lunare era di 354 giorni, 8 ore, 48 minuti e 36 secondi, per farlo coincidere con quello solare di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi, a fasi alterne si aggiungeva un mese intercalare. L'arco, detto mettonico, durava 19 anni ed era composto da 12 anni di 12 mesi e da 7 di 13. L'anno solare è stato poi regolarizzato in 365 giorni da Giulio Cesare e perfezionato nel 1582 da Gregorio XIII. 12 era il numero perfetto, 12 mesi solari e 12 le fatiche di Ercole. Il giorno Sadie era diviso in due parti di 12 ore ciascuna, separate da Sumesudie, mezzogiorno, e da Samesanotte, mezzanotte. In sardo si può contare a 2 fino a 12 per giungere sempre al numero perfetto. Una pariga o paia, un uchemo o quartina, una sestina o mezzadozzina, un'ottava, come i versi della poesia rimata e cantata, una deghina e una dozzina. Il giorno Sadie è un nome androgino in sardo che origina da un dive a cui è stata sincopata la consonante intervocale KV. Al singolare femminile, infatti, Sadive diviene diva, divu al maschile, nomi entrambi assegnati agli dei. Primo divu è il frutto che matura prima degli altri, prima di Sadie. Quindi da die nasce il dio, ma anche la prima persona singolare del pronome personale soggetto, io, che in sardo è espresso con i vari deo, deu, zeo, geo, geo, ieo e ego. Tutti questi pronomi sono contenuti nel nome di persona Diego, pronunciato Zego. Per dare i nomi ai giorni della settimana, gli antichi avevano sollevato gli occhi al cielo, puntando alle stelle, come fossero tante pule sollevate dal vento nell'aia. 7 ad esempio erano le pule delle Iadi, le stelle che segnavano la costellazione del Toro. 7 inoltre erano le stelle che tracciavano le figure del piccolo e del grande carro, poste nel cielo notturno a settentrione. I romani avevano chiamato questa costellazione Septentriones, tradotto in 7 buoi. Per il sardo queste 7 pullers erano 7 turriones, ossia 7 grandi torri. Dione, pronunciato anche zone, come l'accrescitivo sardo sone, era la grande die o grande luce. Palladione, contratto in Pleione, era infatti la stella più brillante delle Pleiadi. Il dione massimo era il Sole, con cui solevano identificarsi i sovrani dell'antichità, tra cui il nostro Sardus Pater. Per questo la domenica è dedicata al culto degli antenati. L'epiteto riferito ai padri era Dominus, detto in sardo Donnu, quindi il Donnum anno rappresentava il grande antenato o eroe. A lui era consacrato il giorno della domenica o dominica. Dopo il Sole gli astroni avevano scelto la Luna per il lunedì, contrazione di Luna Die, in sardo Lunis. Luna Matrona è un paese nel Medio Campidano. Nella mitologia la Luna era impersonata da Diana, la quale con il suo abito candido rappresentava la Vergine ovestale per eccellenza. Diana si pronunciava Zana, esattamente come oggi nel Nuorese è detta la Giana sarda, quando tale nome si trova in posizione intervocalica. Bajana è infatti la donna nubile. Le Domuseianas pertanto non sono le case delle fate, ma della Luna. Diana o Zana è un nome prettamente sardo, poiché i greci chiamavano Diana con l'epiteto di Artemis. Anche il primo giorno del mese o calenda non apparteneva ai greci. Infatti si dice alle calende greche per indicare un giorno che non arriverà mai. Nella Sardegna centro-meridionale le Bajanas sono chiamate tra le altre Bagadias. Quando una donna sposata diveniva vedova, ossia viuda o batia, ritornava alla condizione di bacadiva o diva baccante. Sas bajanas sono in puduca si queren congiuare. Le janas sono nel sole perché vogliono sposarsi. Appresso al sole e alla luna i sardi scelsero Marte per il martedì, da cui Martis, il paese della Sardegna, è il cognome de Martis. Marte era il pianeta rosso che aveva dato il nome al dio della guerra. Il suo colore scarlatto era associato al sangue, impresso con la porpora nel mantello indossato dai capi tribù. Nei lunis e nei martis recita un detto sardo per ricordare che queste due giornate erano nefaste per i contratti. Marte era detto Ares dai greci, in sardo Arisu o Arrisi, nome con cui si identificava la volpe o la sua coda rossa. Mercoledì, in sardo Mercuris, prende il nome dal pianeta Mercurio, in latino Mercurius.
Anche in questo è un nome prettamente sardo, poiché per i greci l'equivalente era Hermes, dal sardo Erminzone, che vuol dire lievito madre. Mercurio, oltre a essere considerato divinità protettrice dei ladri e dei commercianti, era visto anche come divo guaritore. La sua dote principale era però la velocità, dal momento che il pianeta Mercurio ruotava intorno al Sole più rapido degli altri astri del sistema, tanto da guadagnarsi l'epiteto di messaggero degli dei. Nell'antichità il carro veloce da guerra o biga era detto in latino currus, dal sardo currere. L'ursa minore o piccolo carro, oggi corrotta in orsa, non era un mammifero, ma una ursa, ossia una cursa, veicolo da corsa, al quale è stata fatta fuori la consonante iniziale C, come avviene oggi nel sardo barbaricino. Detto questo, è più facile capire che Mercurio è una parola composta da mere e da curru, ossia condottiero del carro. Se consideriamo che le liquide L e R si potevano usare una per l'altra, mere curritu è omonimo di melecart. Plus non abeo mere Hercules, non ho più fede in Ercole, non credo più nei miracoli, recita Fedro nella prima fase del latino comune, quando i romani utilizzavano l'ausiliare avere ed Ercole era scritto con il prefisso me di mere. Dunque l'Eraches greco è contenuto nel Maccheride libico. Il mere sardo ha dato inoltre corpo al meridiano o meridiano, la porta del tempo. Diano era la parte maschile del femminile Diana, letto Zano o Giano. In Sardegna trovano riscontro con tale divo i paesi di Codron, Zano e di Calan, Giano. Il bastone di Mercurio, come quello di Asclepio o Esculapio, era miracoloso. Come racconta Plinio il Vecchio, i druidi, sacerdoti o maghi dei Celti possedevano una verga di quercia o asculus, avvolta dal vischio, pianta guaritrice. Quindi l'oracolo sardo di Mere era in grado di prodigare con il suo bacolo il miracolo o miracolo. I maghi o astronomi erano detti in origine Macos, poiché la consonante G di Magos è stata introdotta nel latino solo nel 230 a.C., per cui il toponimo Macu Mere porta il significato di sacerdote o mago di Mere. Il giovedì è dedicato a Giove, il pianeta più grande del sistema solare, in origine è scritto Diove. In questo sostantivo ci sono elementi di instabilità linguistica, quale il nesso D più I più vocale e la consonante V. Per metonimia il nostro Diove è diventato Dione a causa dello scambio della lettera latina V con la similare greca N. Con l'introduzione nella scrittura della lettera Z, Dione è risolto in Zone e Deus è diventato Zeus, ma entrambi derivati dal sardo die, ossia grande luce. Con il betacismo il giovedì era ed è detto in sardo Zobia o Zovia. Il venerdì italico è stato chiamato in tale modo dai romani per ricordare Venere, la dea della bellezza, al fine di omaggiare la corrispondente greca Afrodite, calcolo del sardo per l'acico cunno. I sardi hanno mantenuto però il nome originario Kenabura, Kenapura o Cenabara, che significa cena pura. Infatti il venerdì era dedicato al digiuno, ovvero sia alla purificazione del corpo prima del sabato. Quando Venere compariva la sera era detta Pespero, mentre la mattina veniva chiamata Luciferro, Luceferro, associata poi a Lucifero. Nella giornata del sabato le sacerdotesse Puzza e Puta si immergevano nell'acqua dei pozzi sacri per professare il rito del sabbato, da cui è derivato il sabato. Dunque sia abate che abbadia devono il proprio nome al sardo Abba o acqua. In inglese il sabato è detto Saturday, ossia die de Saturno. Saturno e Bacco erano le divinità delle acque, con in mano il bastone del Tirso o Turro. Con l'avvento del cristianesimo, il satiro Colermo Cornuto dei Sardi è diventato un demone, la sacerdotessa di Bacco una baccassa e la puta una puttana. Gennaio è dedicato alla divinità di Diana e di Diano, i tutori delle porte celesti. Infatti nel mese di gennaio si aprivano al nuovo anno le lunazioni e i solstizi. Inoltre nello stesso mese il Sole si avvicinava alla Terra con il perielio, festeggiato ancora nei nostri paesi con il fuoco Fogarone, Fogulone di Sant'Antonio. Diano si pronunciava Zano o Giano, da cui Zanna, Genna o Gianna, porta. Con il suffisso argio o arzo, ossia colui che fa, il mese dedicato alla divinità delle porte del tempo è risolto nei vari Zannarzo, Gennarzo, Gennarzo o Bennarzo. Febbraio è il mese delle febbri, che in tempi remoti venivano considerati quasi come una purificazione del corpo. Insieme alla potatura delle piante, in Ferargio avveniva la putatura dell'uomo. Frebarzo era dedicato alla divinità di Frea, presente anche nella cultura norrena. Ancora oggi si dice timidu che isa Frea, ossia temuto come Frea,
che abitava nell'inferno infuocato. Freya è per questo la metatesi di Furrea, è di colei che si identifica con il forno. Alter maschile era Foroneo Forrunciu, il divo che aveva acceso ai sardi il focolare domestico. Il mese di marzo è dedicato a Marte, dio della guerra, il pianeta rosso, padre dei guerrieri. Il calendario politico iniziava a marzo, quando dopo la tregua dei mesi di gennaio e febbraio si devono iniziare le operazioni di guerra. Quindi venivano nominati 2 consoli e fatti giurare tutti gli uomini dai 14 ai 70 anni. Nel 186 a.C. i romani cambiarono questa usanza e nominarono i consoli a partire da gennaio. In Sardegna però rimase l'usanza antica e, come riporta gli statuti medievali di Sassari, il 1° di marzo si appellavano tutti gli uomini. Aprile era il mese dei pastori, in cui la natura rigogliosa nutriva con le sue erbe il bestiame. Aprile infatti è la contrazione di paperile, il prato primaverile lasciato a riposo per la vita animale. In questo mese veniva festeggiata la Pasqua, Pasca in sardo, che trova la sua radice nel pascolo, dove la fattrice donava all'uomo gli agnelli, ossa roba, per accrescere il suo bene. La divinità che identificava questo mese era Pale, che racchiudeva in sé i vari Palla, Pazza, Padda o Balla, ossia la paglia. Da Pale nasce il Palium, la toga del Paddium, cognome sardo. Maggio è dedicato a Maia, la stella più grande delle Pleiadi. Questa divinità rappresentava la procreazione. A lei si invocava chi desiderava un figlio o un marito, come avviene oggi con Maria nel mese magiano. Maia era nel mito una diva bellissima che catturava con lo sguardo chi la osservava. Davanti al suo fascino una persona poteva rimanere ammirata, dunque ammagiata, o perdere i sensi, dunque dismagiata. Per questo era vista come una maga maiarza. Oggi la onorano i nomi di Magedo e Mageda e i cognomi sardi Masia o Magia. I romani hanno dedicato il mese di giugno a Junius, equivalente maschile della dea Giunone, omonima di Dione, che significa ugualmente grande luce. Giugno è infatti il periodo più luminoso dell'anno. I sardi hanno mantenuto per questo il nome di Lampadas. A riguardo, lo scrittore Lucrezio descrive i corridori che uno con l'altro passano sulla fiamma della vita nel giorno di Nova Lampade. Per festeggiare il solstizio d'estate del 21 giugno si annovera ancora oggi il rito del comparaggio, saltando sul fuoco nel fogarone di San Giovanni Battista. Luglio è il mese delle messi, in cui gli agricoltori raccolgono il grano che garantisce loro il cibo per tutto l'anno. È il grano infatti l'alimento base che ha mutato l'uomo da raccoglitore in agricoltore. Questo mese è detto in logudorese Triulas e Argiolas in campidanese. Triulas deve il nome al forcone a 3 punte, la tribula, usata dal massaio per sollevare il grano con la pula. Argiolas è invece il luogo, l'Aia, dove il vento divide il grano dalla pula. Il primo termine ha dato vita alle tribù, come le originarie di Roma, il secondo al mito di Arco, divo, cerealicoltore. Insieme al calendario agricolo ne esisteva uno politico che dettava i mesi della guerra. Ad Atene, prima della riforma di Alessandro Magno, 10 erano le tribù al potere. Forse per mutuare la tradizione greca, i romani citarono i mesi successivi a giugno con degli aggettivi numerali ordinali. Contando da marzo, luglio diventava il 5° mese, chiamato quintilis in latino. Su proposta di Marco Antonio, questo mese fu dedicato a Giulio Cesare, è detto Iulius. Tale nome era pronunciato Zuzu, che i sardi consideravano con inzulzu un soprannome. Agosto, sextilis in latino, è il periodo di ristoro dopo il raccolto. Le agustias erano le feste a base di cibo che si svolgevano in questo mese. Ancora oggi il pranzo è detto in sardo gustare o bustare. I cristiani hanno tenuto questa tradizione con la celebrazione dell'Eucaristia, in cui le ostie altro non sono che la contrazione di gustias. Alla morte del divo Augusto, imperatore, i romani gli tributarono questo mese. Vi è solo omonimia tra Augusto e il relativo mese, nel senso che era il nome di Augusto a derivare da Augustos e non viceversa. Terminati in agosto i raccolti, si riprendevano in settembre le attività contadine. Il mese che iniziando da marzo a Roma equivaleva al 7° con il latino septembris, in Sardegna rappresentava l'inizio del nuovo anno agrario. Per questo in tutto il sardo tale mese è detto Capodanni, in italiano capo dell'anno. Fino a qualche decennio fa, entro il 24 agosto, il giorno di San Bartolomeo, si saldavano i debiti derivati dalle sementi, al fine di poter stipulare il 1° giorno di settembre i contratti agrari. Il mese di Capodanni era dedicato in tutto il Mediterraneo. Ottobre, Octobris, 8° mese politico latino, viene detto nella variante campidanese Ladamini e in quella logudorese Sant'Ugaine.
Da Damini si rifà la concimazione della terra con il lettame, mentre Gaine è il nome dato a questo mese dalla Chiesa turitana, in ricordo del martire Gavino, ucciso il 25 dello stesso mese nel 303 d.C. Il lettame rievoca la quinta fatica di Ercole con la pulizia delle stalle di Augia. Il Gavinus era in sardo Gavinzu, ossia la parte interna della prua della nave, da cui il nome Bainzu, che si unisce al cognome Augias. Il mese di novembre, November in latino, è chiamato Donia Santi in capitanese e Santo Andria in locutorese. In Capitano si tengono le celebrazioni in onore dei santi che cadono proprio alle calende del mese, vale a dire il primo giorno. Nel Lugudoro, invece, con Andria si ricorda la morte dell'omonimo santo datata il 30 dello stesso mese. Il 30 di Sant'Andria si festeggia ancora nella Sardegna settentrionale la spillatura del vino novello e l'uccisione del maiale. Questo giorno era dedicato in antichità a Bacco e a Dioniso, divi del vino e dell'estasi. Nel 186 a.C. il Senato romano vietò con il Senato Consulto de Bacchanalibus i riti dedicati a Bacchus. Vi è un elemento culturale che unisce Bacchus a Dioniso o Dionysos, pronunciato in sardo zonus, come il greco eolico zonusos, ed è il bastone o baccolo del Tirso o Turru. Il Turru inoltre si identificava con la divinità di Saturno o Saturno. In alcuni luoghi della Sardegna il religioso è chiamato relizionuso, vale a dire colui che fa uso del bastone nodoso o zonoso del Tirso o Turru. In alcuni luoghi novembre è dedicato a Saturno. Dicembre è il 10° December, mese latino. Nella Sardegna centro-settentrionale è detto mese di Natale, mentre in quella centro-meridionale è chiamato mese de Idas. Il Natale richiama la nascita del Sole nel giorno di solstizio d'inverno, quando la Idas rievoca la nascita della Luna, che brillava nella sua interezza il giorno di Idus del 13 dicembre. I cristiani hanno intitolato tale giorno a Santa Lucia, mentre il 25 lo hanno associato a Cristo. La messa di mezzanotte del 24 per festeggiare il Natale è detta Messa de Budo o di Apollo. Nella mitologia Diana, la Luna, è la sorella di Apollo, il Sole. Secondo i racconti degli autori greci e latini, Diana assistette la madre durante il parto di Apollo. Nella realtà, dal 13 al 24 dicembre ci sono 11 giorni di differenza, tanti quanti separano la nascita della Luna da quella del Sole nel calendario astronomico. Callimaco ricorda la Sardegna quando recita che l'isola era costellata di torri, dove Apollo guardava Diana, e conclude dicendo: quale baluardo è più forte? Zana, Diana e Apud sono nomi prettamente sardi, poiché Omero chiama Apollo con Elios. Diverse tradizioni millenarie che trasponevano il cielo sulla terra sono giunte fino a noi. Opere grandiose, orientate al passaggio nell'universo celeste delle stelle, caratterizzano ancora il paesaggio sardo. Nuraghi, pozzi sacri, tombe di giganti, mura megalitiche e mandrie celesti indicano ancora i punti cardinali e gli astri. Le cosiddette pintadere non erano timbri per il pane, ma orologi solari. I sardi hanno potuto viaggiare nelle acque e nelle terre intorno al mare Mediterraneo grazie alla loro profonda conoscenza dell'astronomia. Saludos a tutti.